che segna il debutto come scrittore del nostro Andrea Bergamo, in arte e canaglia. Buonasera. Oggi intanto l'augurio a tutti quelli che si chiamano Andrea, tenuto conto del 30 novembre, cosa che ho imparato giusto stamattina, un proverbio: Sant'Andrea nae 25 giorni a Natale. Incuriosito domandare l'interprete come mai si trovasse proprio nella mia zona. L'interprete indugiò qualche istante, poi si avvicinò a Sua Santità, tradusse la mia domanda, ascoltò la risposta e solennemente proclamò: Sua Santità aveva chiesto di osservare da vicino la terra che lo sta ospitando per isolarsi un po' dal rumore di questo mondo. Mi dice di riferire che spesso trattiamo la nostra vita come l'acqua del tè che stiamo bevendo. Ritenendola insipida la coloriamo, la dolciamo, aggiungiamo aromi per renderla più bella e invitante, ma così essa diventa torbida se non viene consumata velocemente, diventa scura e non più bevibile, quindi la si butta via. Ciao bell'uomo, tutto bene? Adesso sì, tu? Tutto a posto? Fortunatamente credo di sì. Budget raggiunto anche oggi, anche se devo confessare che gli obiettivi assegnati mi sono sempre più impegnativi. Deve essere dura, anche se da come parli il raggiungimento del budget per te va oltre il rapporto lavorativo, fa parte di te, mi pare, della tua identità. Ma certo, come per chiunque. Parlami di questa lampada, Silir, che poteri ha? Chiese ingenuamente. Poteri? Poteri. Voi uomini, voi umani, non cambierete mai. Pensate solo al potere e non pensate mai ai doni che la vita vi porta. Sentenziò la voce. Chiedo scusa, ho sbagliato parola. Volevo chiedere che caratteristica ha, con ossequio risposi. Allora dalla fiamma uscirono queste parole. Qualche anno fa, 5 soldati, disperati dalle sorti della guerra, toccando la lampada mi invocarono. Chiesero di poter rivivere un momento felice della loro vita, prima di finire i propri giorni trafitti dal fuoco del nemico che continuava ad avanzare. Può essere anche solo una sensazione che però conta, diventa come una freccia stoccata. Una volta lanciata, non torna più indietro.